Leonardo De Mori, dopo aver fatto salire ovviamente Marco Cotta, l'arbitro che è pronto ad arrivare all'angolo neutro. Eccoci. L'applauso non l'ho sentito per Leonardo De Mori. Più forte, più forte, più forte. Sospetto che non avrò bisogno di chiedere un grosso applauso perché spontaneamente partirà per il portabandiera dei colori dell'Associazione Pugilistica Udinese, Isaac Ivory Gutierrez Familiare. Hai visto che l'esperienza mi porta a dire che non è complesso scaldare il pubblico con questi due giovanissimi atleti. Giovanissimi, quando dico giovanissimi intendo dire che sono del 2010 all'angolo rosso e del 2011 all'angolo blu, quindi davvero super giovani. Combatteranno, se così si può dire, visto che questo si tratta di sparring io, sulla distanza delle 3 riprese da 1 minuto. Arbitra il signor Marco Cotta e quindi tutto è pronto per goderci anche queste luci che salgono e concentrarci con la chiama al centro ring di entrambi gli atleti. Un secondo perché dobbiamo calzare il caschetto protettivo della misura corretta e poi vivremo insieme i prossimi 3 minuti di sparring io, questa disciplina voluta fortemente dalla Federazione Pugilistica Italiana proprio per avvicinare questi ragazzi al confronto tipico tra le 16 corde. Tutto pronto dunque per chiamare al centro ring Leonardo De Mori, angolo blu, Accademia Pugilistica Veronese Ruga, e all'angolo rosso Isaac Ivory Gutierrez Familiare, Apu Box. Inizia la prima ripresa. Il primo minuto se ne va con questo gong suonato dal crono del signor Luigi Romagnoli. Il primo minuto tra Leonardo e Isaac Ivory in questo sparring io se n'è già andato. Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. Vai Isaac, tira! Vai così, non volare. Bravo! Vai a destra. Ora, via tu adesso, vai Isaac, attacca! Vai, tira! Vai! Non aspettare più deciso, lavora vicino! Dai, tira ancora, non mollarlo!
Eccolo il gong e chiude anche la seconda delle 3 riprese tra Leonardo De Mori all'angolo blu per l'Accademia Pugilistica Veronese Ruga e Isaac Ivory Gutierrez familiare per la Apu Box all'angolo rosso. Entrambi sono allievi sotto il peso dei 50 kg, lo si poteva anche intuire, e siamo pronti proprio per vivere la terza ed ultima ripresa di questo secondo incontro, premessa per quello che sarà il dual match Italia-Croazia, dual match che andremo a presentare per quanto siamo capaci 2 lingue, vedremo il fattibile. Abbiamo un sacco di amici anche che arrivano da fuori regione e vorrei dire anche da fuori paese, perché prima abbiamo dovuto parlare in inglese ma adesso fuori i secondi. Inizia la terza ed ultima. Vai, attacca, via, non mollare, non mollare, tira sulle mani dentro, vai, non mollare, non mollare, non mollare, non mollare, vai, pressala, bravo, continua, continua, tira, vai, vai, attaccalo, e tu l'iniziativa, vai Asa, tira, continua ancora così, come hai fatto fino adesso, vai ancora, vai ancora, bene, tira quel colpo, tira col calcio destro, dai Asa, forza, tira Asa, tira, sono tanti ragazzi, dai, come abbiamo fatto ieri, dai, tira ancora, tira il calcio, dai, tira sulle mani, continua, non mollare, continua, dai che manca il volto, dai. Eccolo il gong che chiude il terzo ed ultimo minuto tra questi 2 giovanissimi allievi, Isaac Ivory all'angolo rosso e Leonardo all'angolo blu. In questo caso invece il verdetto ci sarà e quindi andremo a leggere il cartellino e andremo anche a consegnare in ricordo di questa non più esibizione ma incontro di sparringhio la medaglia per questo 29 luglio. Vengono chiamati al centro ring i 2 ragazzi, i 2 atleti. Intanto si prendono l'applauso da parte vostra. E questo incontro termina con un verdetto di parità. E in questo caso è proprio una scelta arbitrale, non più come prima con lo sparring. Non più con l'esibizione quando era certo che dovesse essere pari, in questo caso è stata una scelta.